Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, mi chiamo Michele, sono un volontario di Umanitaria Padana Onlus ed è questo il nostro consueto appuntamento settimanale. Ecco, per chi non sapesse cos'è Umanitaria Padana Onlus, vi dico che è un'associazione non lucrativa fondata nel 1999, quindi quest'anno siamo al 27° anno di vita e cerchiamo di, come da statuto, di aiutare i popoli a casa loro. E poi vedrete che dalle azioni che poi vi elencherò, degli aiuti che diamo ai popoli nelle varie nazioni del mondo, vedrete che il filo che collega tutto questo è l'aiuto alle popolazioni, e per fare questo ci appoggiamo ai missionari che ci dicono quale progetto poter realizzare. Quindi questo è importante perché noi come Umanitaria Padana Onlus non andiamo a inventarci progetti faraonici o andare a vedere prima dove sono le belle località e poi andare a fare un progetto che magari potrebbe essere inutile, ma ci basiamo solo e soltanto sulle segnalazioni che ci danno i missionari che sono all'estero. E per fare questo noi ci basiamo sul vostro aiuto. Il vostro aiuto che è dato dal 5 per 1000 o dalle offerte. E comunque adesso, per dirvi, nel 2025 abbiamo realizzato una decina di progetti, alcuni magari la continuazione di progetti iniziati prima, e per esempio abbiamo in Armenia, come cooperazione internazionale, abbiamo dato un aiuto alla Family Care Foundation Armenian Ceramics, un acconto per un progetto di illuminazione del Museo di Ceramica Armenia di Giumuri. Ecco, scusate per la pronuncia. In Bosnia e Herzegovina, per esempio, abbiamo acquistato una cucina con forno elettrico per il seminario Redentoris Mater di Sarajevo. Ecco, per dirvi, piccoli interventi, ma che sono quelli che aiutano i sacerdoti, aiutano le popolazioni locali che si basano, che sono attorno appunto a questi nostri missionari. Nel Camerun, per esempio, abbiamo dato un acconto per la fornitura delle porte per il nuovo ospedale a Providence di Yaoundé, che è stato realizzato dal missionario Fidei Donum Don Bruno Vitari. E qui abbiamo dato questo acconto all'Association Petit Ruisseau. In Etiopia, per esempio, abbiamo costruito 2 pozzi d'acqua e quindi abbiamo dato il saldo per la costruzione di 2 pozzi d'acqua a mano nei villaggi montani di Bakaya e Baira Kofesho, la pronuncia è quella che è comunque in Etiopia, e al Vicariato Apostolico di Soddo. Quindi abbiamo dato questi fondi al Vicariato Apostolico di Soddo. Voi vedrete quando vi citeremo, ecco, tutti gli aiuti che diamo anche negli anni passati, vengono dati tutti a istituzioni religiose. Per scelta non andiamo mai tramite i governi, ma ci basiamo direttamente nell'aiuto con i religiosi che si trovano nel luogo. E in India, per esempio, alle suore Orsoline di Somasca, che noi conosciamo tutti bene, abbiamo dato un aiuto per l'acquisto di 40 banchi di panche per la scuola di Nada Alli Misore. In Kenya, per esempio, invece, alla St. Guillermo Secondary School delle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei Poveri, abbiamo terminato di finanziare un laboratorio informatico a Subukia. Invece in Pakistan, ai missionari oblati di Maria Immacolata a Lahore, abbiamo dato un sostegno e continuiamo a dare un sostegno a distanza alle ragazze cristiane povere con le loro famiglie, e un sostegno a distanza per le famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni a Lahore. Come dicevo, quando è stato il mio turno per parlarvi,
diciamo che ci sono delle realtà che possono ricordare qui da noi i servi della gleba di medievale memoria, ecco per dire. E laggiù, ecco, si dà una mano per cercare di liberare questi ragazzi e queste famiglie. Per esempio, poi al parco di Khushpur, sempre in Pakistan, abbiamo finanziato l'allestimento di un bagno e della cucina nella piccola casa che è stata ricostruita da noi a una famiglia alluvionata con il capofamiglia mutilato, e abbiamo inviato il saldo residuo del riscatto per liberare 4 minori. Vi dicevo prima, servi della gleba, e 4 minori, cioè 2 ragazzine e 2 ragazzini rimasti orfani dei loro genitori e asserviti in duri lavori per ripagare un debito che avevano contratto con il padrone di una fabbrica di mattoni. Invece a un seminarista diacono agostiniano del Pakistan abbiamo finanziato delle opere di risanamento igienico-sanitario nella casa di un bambino immunodepresso che si chiama Leonardo a Karachi, in Pakistan. Invece in Sudan, al Collegio delle Missioni Africane dei Missionari Comboniani del Sacro Cuore di Gesù, abbiamo dato un acconto, perché poi si continua, ecco, quindi un acconto in modo da poter fare anche vari altri aiuti. Allora si dà un acconto e poi si ritorna dopo qualche mese con altri acconti per aiutarli. Dicevo, un acconto per l'acquisto di postazioni per studenti del Comboni College, Dipartimento di Scienze e Tecnologia a Port Sudan, per consentire la continuità degli studi universitari ai ragazzi sfollati a causa della guerra in Sudan. Ecco, in Terra Santa abbiamo dato un acconto per l'acquisto di beni scolastici in Palestina al commissariato per la Terra Santa della provincia di Sant'Antonio dei Frati Minori. Qui i soldi vanno sicuramente per l'aiuto alle persone e non per altre cose, come purtroppo si è letto sulle cronache, diciamo per altre destinazioni, non da nostre organizzazioni, ma comunque da nostre associazioni, ma succede che magari vengano dirottati dei fondi per scopi bellici, invece noi andiamo direttamente dai sacerdoti e dalle istituzioni religiose dei luoghi in cui andiamo. E lo ripeto sempre questo perché è il filo conduttore di ogni nostro aiuto. In Zambia, allo Sport to Build Zambia, abbiamo dato un acconto l'anno scorso, chiedo scusa, nel 2025, per l'acquisto di attrezzature per la formazione e il lavoro negli ambiti dell'apicoltura moderna, pensate, e della tutela forestale in 2 villaggi rurali nella provincia di Nhimba in Zambia. Questo per quanto riguarda la cooperazione internazionale avvenuta l'anno scorso, nel 2025. E per quanto riguarda la cooperazione nazionale, quindi in Italia, per il disagio e l'handicap abbiamo dato un acconto all'Aquila, alla casa famiglia dell'Istituto Suore Zelatrici di San Gregorio, un acconto per l'acquisto di una vettura per il trasporto bambini. E per quanto riguarda le nuove povertà che possono emergere in Italia, abbiamo effettuato interventi a sostegno di italiani precipitati in situazioni di grave disagio a causa di imprevisti e a causa di emergenze. E per quanto riguarda l'attivismo anche non soltanto questi aiuti internazionali e nazionali, di progetti, realizzazione di progetti, per quanto riguarda l'attivismo di Umanitaria Padana, ONLUS, noi ci impegniamo proprio nell'informare e sensibilizzare per la difesa dei cristiani perseguitati nel mondo, per la pace contro l'invio di armi in guerra, nonché ci impegniamo per la tutela della famiglia, della vita, dei giovani e dei bambini. Anche, nel caso dell'anno scorso, attraverso un contributo e la partecipazione alla Marcia Nazionale per la Vita e all'organizzazione di un convegno Socialità e dipendenze digitali, connessioni pericolose nell'era di Internet. Ecco, questi interventi di cooperazione internazionale, quindi aiuto dei popoli a casa loro e l'aiuto ad aiutarsi, dando appunto dei fondi per costruire progetti, per realizzare progetti in modo che possano poi aiutarsi da soli. Noi utilizziamo, dicevo all'inizio, le vostre donazioni e anche il vostro 5 per 1000. Diciamo che il bilancio di Umanitaria Padana Onlus è all'incirca poco meno di 100.000 euro, grosso modo all'anno,
e più o meno la metà deriva dai contributi che le aziende che si occupano di raccolta degli indumenti, voi avete visto le campane bianche di raccolta degli indumenti usati, questi vengono poi trattati, eccetera, e le aziende che trattano questi indumenti poi danno un contributo all'umanitaria padana, che grosso modo poteva essere la metà, ecco, del nostro bilancio. Il restante, arrotondo, 30% deriva dalle poste donazioni, le erogazioni liberali che sono deducibili fiscalmente, e l'altro 20% circa deriva dal 5 per 1000. Anche questo è una cosa molto importante, perché il 5 per 1000 a voi non costa niente, ma a noi dà veramente un aiuto. Si tratta soltanto di ricordarsi, di segnarsi il numero di codice fiscale della umanitaria padana, che se volete, se avete una carta e penna, vi do in questo momento. Si segna il codice fiscale che è 94 04 38 00 278, e quando si va al CAF per il nostro 730 o il modello unico o la dichiarazione delle persone fisiche, allora si dà questo codice fiscale dicendo: il mio 5 per 1000 lo do alla umanitaria padana, il cui codice fiscale è questo. Ve lo chiederanno ancora, ve lo ripeto: codice fiscale 94 04 38 00 278. In questo modo ci aiutate senza spendere direttamente voi i vostri soldi, ma ci aiutate perché lo Stato poi eroga a noi questo 5 per 1000. L'altra volta, ecco, sono arrivati, ecco, circa 13-15 mila euro, ecco, grosso modo, e per cui vi chiediamo proprio di poterci aiutare anche con il 5 per 1000. Tra poco arriva la stagione dei 730, diciamo così, quindi la dichiarazione dei redditi. Ricordatevi questo codice fiscale. Per chi non avesse carta e penna in questo momento e l'avesse perso prima, lo ripeto: 94 04 38 00 278. E questo per quanto riguarda il 5 per 1000. Poi un'altra fonte di finanziamento, come vi dicevo, sono le vostre erogazioni liberali. Potete scrivere sulla causale del bonifico bancario o del bonifico postale, o anche, se volete, sul sito www.umanitariapadana.net, tutto attaccato Umanitaria Padana. Potete scrivere la causale erogazione liberale, poi vi arriverà tutta diciamo, la documentazione da utilizzare nel 730. Oppure potete scrivere anche per, ad esempio, aiuto cristiani in Pakistan, per dire, oppure per il progetto in India della scuola, dell'acquisto di 40 banchi, ecco. Oppure, ecco, potete dire aiuto cristiani, dopodiché noi possiamo darlo direttamente diciamo, a questi progetti. Ok? Poi io adesso vi cito, ad esempio, anzi vi dico il numero di conto corrente postale che si può utilizzare sempre con la causale erogazione liberale aiuto cristiani, per dire, quindi siete in modo generico, in modo che si possa dare a tutti i cristiani nelle varie nazioni, o altrimenti, se voi volete, aiuto adozione bambini in Pakistan, ok? Quello, ad esempio, con chi vuole può donare 10 euro, 5 euro, 1 euro, ma chi volesse dire faccio una donazione perché voglio adottare una bambina cristiana in Pakistan ed aiutarla a togliersi dalla situazione di povertà, ma anche da situazioni in cui vengono poi rapite e costrette a convertirsi all'Islam, eccetera, e a sposarsi con islamici, quindi contro la loro volontà, io desidero dare 250 euro, e con 250 euro si adotta un bambino, una bambina cristiana in Pakistan. Questo è uno, ma ripeto, basta anche 1 euro, quello che uno può, ed è veramente una goccia che sommata ad altre gocce fa davvero un mare, e ci aiuta veramente tanto con questi progetti. Dicevo, il conto corrente postale è il numero 80 17 03 50. Lo ripeto: conto corrente postale 80 17 03 50.
Per chi invece preferisse fare un bonifico e quindi, a parte che adesso con le app si possono fare sia per la posta che per le banche, però per chi preferisse fare un bonifico e non avesse un conto corrente postale, allora il codice IBAN da dare è IT come Italia, 65, M come Milano, 0538 75288, 4 volte 0, poi 0422 e infine 38955. Questo è il conto corrente bancario su cui fare il versamento. La causale, ripeto, può essere o erogazione liberale oppure aiuto cristiani, come volete voi. Ecco. In ogni caso sono sempre deducibili fiscalmente. Ripeto ancora l'IBAN per scrupolo. Allora, IT 65, M come Milano, 0538 75288, 4 volte 0, quindi 0422, quindi 38955. La nostra associazione è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì, dal mattino dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, e può essere raggiunta telefonicamente allo 035 78 2022 per qualsiasi richiesta, per qualsiasi domanda, richiesta di spiegazioni. E l'indirizzo email di Umanitaria Padana è info@umanitariapadana, tutto attaccato, .net. Ok? Ultima cosa, volendo potete andare sul sito nostro, che è www.umanitariapadana.net, e vedrete che in alto a destra c'è il pulsante rosso, il rettangolino rosso con scritto Dona ora. Sappiate che con queste vostre donazioni voi aiutate concretamente a realizzare dei progetti all'estero per aiutare le missioni e per aiutare i popoli a casa loro. E quindi il nostro motto è: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Ho qui con me, a tutti i donatori vengono dati poi i resoconti, viene dato il resoconto dell'anno per esempio di quest'anno 2026, di quello che è stato fatto con i vostri soldi. E ad esempio verso Natale, anzi per Natale, Umanitaria Padana poi manda direttamente ad ogni benefattore, perché siete benefattori, manda questo resoconto con gli auguri di Natale. Per esempio, io adesso ne ho qui uno, 2025, vado all'indietro, ecco, mi fermo al 2021, prendiamo uno più lontano che non ho citato la volta scorsa per dirvi, ok? Allora, interventi umanitari nel 2021. Allora, emergenza Covid-19 Italia, d'accordo, questo eravamo nel 2021, quindi in piena emergenza, alla AST Bergamo Ovest di Treviglio, ospedale Treviglio Caravaggio, e ASST di Lecco, ospedale Manzoni, donazione di sensori per ossigeno di ricambio per i ventilatori polmonari da terapia intensiva, donati nella prima fase pandemica del 2020. Quindi avevamo fatto anche questo. Questo per quanto riguarda l'Italia. Poi c'era anche il terremoto centro Italia, o meglio, alle monache benedettine di Norcia, che vivevano, e pregavano e lavoravano tuttora in moduli container, questo era nel 2021, avevano dato un acconto per le attrezzature professionali per le attività di autosostentamento della comunità, per dirvi. E per quanto riguarda invece la cooperazione internazionale, questo eravamo nel 2021, però c'è sempre per ogni anno il resoconto che viene mandato a tutti i benefattori. In Bosnia e Herzegovina una missione è stata effettuata con diversi sopralluoghi e incontri per un prossimo invio di carichi di beni materiali. A proposito di invio di carichi di beni materiali, noi ci appoggiamo molto all'esercito italiano. Quando siamo in terra di missione, soprattutto anche in terra dove c'è pericolo, abbiamo un canale, ecco, diciamo diretto, ormai di stima reciproca, chiaramente verso l'esercito c'è sempre, ma loro che ovviamente ci sono tante associazioni, con noi hanno questo rapporto di stima, e quindi ci appoggiamo per l'invio di container a loro, per dire, o comunque quando siamo in terra di missione non andiamo mai a rischiare la nostra vita inutilmente per farla poi rischiare ad altri quando si viene rapiti. Si va appunto secondo le regole anche che l'Italia ci dice, che l'esercito ci dice quando siamo all'estero. Un'altra cosa che volevo dirvi: la nostra direttore operativo Sara Fumagalli, quando si muove, dove può,
non si appoggia a hotel dove può chiaramente, ma si appoggia alle canoniche. Per cui questo perché? Perché c'è in questo modo si risparmia sui soldi del pernottamento e questi soldi vengono utilizzati ancor di più per i progetti. Ecco, per dirvi in modo molto semplice l'utilizzo che noi facciamo dei vostri fondi. Siamo quasi in finale, vi dico soltanto questo. Allora, siamo ancora al 2021. In Bosnia, stavo dicendo, sono stati inviati un concentratore di ossigeno, eravamo nel 2021, quindi Covid, e uno stetoscopio al convento delle Carmelitane Scalze di Sarajevo. È stata acquistata una lavatrice. All'Istituto per la cura di giovani disabili mentali di Pazaric è stato donato un concentratore di ossigeno e uno stetoscopio. Alla diocesi di Banja Luka, scusate se l'ho pronunciato male, acquisto di un congelatore di piccole attrezzature durevoli per il nuovo Carmelo dell'Adorazione Perpetua nella parrocchia di Listani. In Etiopia, al vicariato apostolico di Soddo, saldo per la costruzione di un asilo a 3.200 metri di altitudine, per dirvi, per le popolazioni montanare del monte Damota. E poi acconti per la costruzione di 2 pozzi d'acqua con pompe a mano per 2 villaggi rurali e acquisto di bestiame per i contadini. Ultimamente, per esempio, so che stiamo acquistando una mucca da latte per una famiglia in Pakistan molto povera, e quella è una mucca da latte, è stata una festa per loro, per dirvi anche questo. Progetti molto concreti che ci vengono segnalati dai parroci e dai missionari. Progetti molto concreti. Quindi i vostri soldi non vanno in armi, non vanno destinati da altre parti con la scusa di bambini ma vengono destinati per progetti concreti e sinceri. Ecco, voglio dirvi questo. Io vi ringrazio, vi dico ancora il codice fiscale per il vostro 5 per 1000 perché si avvicina la stagione, maggio, modello del 730 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale di Umanitaria Padana per donare il 5 per 1000 che non vi costa niente è 94 04 38 00 278. Ok? Il conto corrente postale per effettuare un bonifico, quindi fare una donazione, una erogazione liberale è 80 17 0350. E concludo tra poco. L'IBAN per il bonifico bancario è IT65 M come Milano 0538 75288 0000 0422 38955. Io vi ringrazio molto per quello che farete e vi ringrazio a nome di Umanitaria Padana e di tutte queste popolazioni che riceveranno un progetto concreto grazie a voi. Grazie e buon sabato e buona domenica. Grazie mille. Avete ascoltato